Ciao a tutti cari amici, eccomi di nuovo insieme a voi per preparare insieme un piatto della tradizione sarda, un piatto povero con ingredienti semplicissimi, subane frattau. Sono sicura che tantissimi di voi ne hanno sentito parlare o qualche volta almeno lo ha assaporato. Un piatto meraviglioso, come vi dicevo, semplice, e andiamo infatti adesso a vedere gli ingredienti che ci occorrono per preparare subane frattau. Ecco cari amici, qui tutti gli ingredienti pronti per preparare subane vrattau. Come prima cosa naturalmente non può mancare la carne deve essere di pecora possibilmente, io ce l'ho pronta già tagliata a pezzetti, naturalmente una pentola che riempirò d'acqua per preparare un buon brodo. Poi naturalmente tutto l'occorrente per metterlo nella pentola per il brodo. Ho messo il sale, le patate, i pomodori, il prezzemolo e la cipolla. Poi dopo ci servirà anche un sughetto. Io qui ho del ragù, lo preparerò con quello, ma voi potete preparare anche un semplice sugo al pomodoro. Non può mancare certo il pecorino sardo, l'uovo uno per ogni commensale e il re proprio per la preparazione di questo piatto, che è subane garasau, il nostro pane sardo eccellente. Andiamo allora a preparare subane frattau. Mettiamo dell'acqua fredda nella padella, mi raccomando fredda completamente, e iniziamo ad aggiungere i pezzi di carne, cioè in questo caso di pecora. La mettiamo poi subito sul fornello e la mandiamo quasi in ebollizione. A quel punto la squamiamo e poi aggiungeremo tutti gli altri ingredienti per insaporire il brodo. Ecco qui, come vedete, ho trasferito tutto in una pentola più alta, più grande, perché lì in quella piccolina carina non ci stava, e sto iniziando a schiumare il brodo affinché esca sempre lucido, bello, trasparente. Dopo questa operazione naturalmente andrò a mettere tutti gli ingredienti per poi iniziare a finire a portarlo in cottura. Ecco, ci siamo, iniziamo i pomodori, il prezzemolo, una bella cipolla tutta già ben pulita, lavata, e la stessa cosa con le patate, un po' di sale, copriamo, semicoperchio, e aspettiamo la cottura. Abbiamo tutto pronto per montare subane vrattau nel piatto, perché vi ricordo che ogni pietanza va preparata sul piatto di ogni commensale. Abbiamo tutto il piatto, il pecorino, il sugo che ho messo a scaldare, vedete, il pane, cioè subane garasau pronto, e il brodo già filtrato, vedete come lucido. Ho preferito metterlo in un contenitore così largo e basso, perché il pane deve entrare, fatto a pezzi naturalmente in base al piatto che avete, deve entrare proprio dentro il contenitore, cioè deve bagnarsi tutto. Incominciamo per prima cosa mettendo un pochino di sugo sul fondo e andiamo avanti subito con i pezzetti. Vedete, il piatto non è molto grande, quindi ci regoliamo come fare i pezzi. Non devi uscire fuori dal piatto naturalmente, no? Il pane lo giriamo piano piano così, eccolo, e iniziamo. Scoliamo un attimo e lo appoggiamo. Usiamo anche le mani, sono necessarie. Un altro pezzettino in quest'angolo, lo bagniamo bene e poi lo prendiamo. Il brodo naturalmente deve essere caldo. Un po' di sugo e subito dopo il pecorino. Lo potete mettere semi stagionato, più fresco, oppure stagionato come questo mio. Dipende dai vostri gusti. A questo punto andiamo avanti, facciamo almeno 2 strati, non più di 2. Mettiamo tutto dentro bene il pane. Si deve bagnare bene.
partiamo con il secondo strato. Un altro giro di sugo. E naturalmente ancora il pecorino. Con i due strati. Andiamo allora a preparare l'uovo in camicia che ci serve per metterlo sopra su pane grattao. L'acqua naturalmente, vedete, in un pentolino è già in ebollizione. Mettiamo un goccio di aceto, ma proprio un goccino. E con un pezzo di legno così facciamo un vortice. Quando vediamo che il vortice gira bene, così come lo stiamo facendo, lo vediamo, con l'acqua in ebollizione va bene. Allora metteremo l'uovo dentro. Mettiamo al centro. Aspettiamo che venga su. Andiamo a cercare l'uovo con una schiumarola. Eccolo. Lo scoliamo bene e lo poggiamo sopra. Ecco il piatto finito, naturalmente mettiamo un po' di sale sopra l'uovo, eccolo. Per finire vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella e di lasciare anche un like. Grazie!